in Veneto è stata iniziata in anticipo e anziani disidratati, in aumento gli accessi nei pronto soccorso, a Treviso già 70 negli ultimi 3 giorni. Non teniamo il fondo cassa, consiglio per i ladri, andate più avanti, questo è il cartello spuntato in un negozio della città dopo la spaccata all'osteria Esperia vicino alla loggia dei Cavalieri. Nuova udienza per l'omicidio a Conegliano di Margherita Ceschini, in aula la moglie di uno degli imputati, Sergio Lorenzo, accusa il cognato Joel, un manipolatore, un padre padrone. Pietra tombale sul terzo mandato, l'emendamento bocciato al Senato, resa dei conti nella maggioranza con la Liga che minaccia la corsa in solitaria se il candidato presidente del centrodestra non sarà della Lega. Dopo la chiusura della partita sul terzo mandato si riapre quella sullo slittamento della data delle regionali, l'iniziativa del presidente della Campania De Luca. Le nozze di Bezos, giornata campale in Laguna in attesa del primo grande evento di questa sera alla Madonna dell'Orto. Nuova stagione, investimenti, occhio al bilancio palazzetto. La presidente del Treviso Basket, Marco Fabbrini, parla del futuro della società. Obiettivo: recuperare la fiducia dei tifosi. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Questi dunque i titoli, ma parliamo subito di politica perché vedo che abbiamo in collegamento in diretta da Treviso Christian Arboit per un evento nazionale di Fratelli d'Italia, evento che arriva in una giornata particolarmente calda, quella di oggi, nella quale è stato bocciato l'emendamento della Lega sul terzo mandato e in seguito ad una lettera del presidente della Campania De Luca si è riaccesa l'ipotesi di un ulteriore slittamento delle elezioni regionali. A te Christian, dunque la parola. Sì Marta, buonasera da Treviso, dove è appena arrivato da pochi secondi Giovanni Donzelli, il responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia. Arriva in un momento topico per la politica regionale, lo stop al terzo mandato questa mattina in Commissione Affari Costituzionali. Donzelli, nei giorni scorsi c'erano state delle sue aperture, sembravano delle aperture, oggi la pietra tombale sul terzo mandato, è davvero finita la partita? Per me anche come tempi temo di sì. E noi avevamo dato la disponibilità come Fratelli d'Italia a aprire un dialogo, a vedere se all'interno della coalizione ci poteva essere la soluzione per il terzo mandato. Non è stato possibile perché Forza Italia non è stata d'accordo e a quel punto ovviamente anche l'emendamento era abbastanza dall'esito scontato, perché senza un accordo politico all'interno del centrodestra ovviamente non poteva essere approvato l'emendamento. Adesso si apre ufficialmente la partita per il candidato presidente del centrodestra, spetta Fratelli d'Italia, perché in queste ore tanti esponenti della Lega stanno dicendo il candidato presidente a questo punto spetta a noi. Cosa risponde? Spetta al Veneto il miglior candidato possibile, sceglieremo il miglior candidato per i veneti, per non solo rivincere questa regione ma per continuare a governare nel miglior modo possibile. Uno bravo come Zaia è dura, ci proveremo a cercarlo, è un governatore forte come lui e capace come lui, lo cercheremo senza pensare alle bandierine di partito. Credo che, come diciamo noi, che non dobbiamo guardare alle bandierine di partito, che siamo il primo partito in Veneto, mi auguro che non guardino nemmeno alle bandierine di partito gli amici alleati, ma vogliano scegliere tutti insieme il candidato migliore, il prossimo governatore migliore per il Veneto. I nomi? Ci sono alcuni nomi alle sue spalle, c'è Luca De Carlo, si è fatto tanto il suo nome, coordinatore regionale del partito, è un nome plausibile. Capisco che appassioni i giornalisti, capisco che siate alla ricerca delle notizie, abbiamo ottimi dirigenti in Fratelli d'Italia, ci sono ottimi dirigenti nella Lega, ottimi dirigenti in Forza Italia, dobbiamo scegliere il migliore per il Veneto. Il nome, ora la battaglia del totonome appassiona gli addetti ai lavori, quello che serve invece è che il Veneto continui a essere la locomotiva d'Italia, dobbiamo occuparci di questo. L'altra partita è quella delle elezioni regionali, oggi la richiesta di Vincenzo De Luca, recepita in qualche modo anche da Massimiliano Federica, di rinviare le elezioni. Se ne parlerà? Sarà all'ordine del giorno a questo punto? Guardi, io lo dico da toscano, c'è la contrarietà del presidente della Toscana, Eugenio Giani, che non è della mia coalizione, che è del Partito Democratico. Credo che una proposta simile, se fosse arrivata da tutte le regioni, avrebbe avuto un'altra forza. Se una regione al voto non vuole rinviare, oltretutto dell'opposizione, non è così semplice. Però certamente
sicuramente il tema posto dell'evitare il rischio dell'esercizio provvisorio è un tema molto concreto che riguarda i cittadini. Il resto, se riguarda il teatrino e la politica, dovrebbe stare un passo indietro rispetto all'interesse dei cittadini. Donzelli, i tempi stringono, quando si decide il candidato presidente del centrodestra? Guardi, si decide nel tempo opportuno, ancora non c'è nemmeno la data delle elezioni, quindi rispetto ad altre regioni che stanno più o meno facendo trapelare una data, in Veneto ancora non è stato deciso nemmeno quando si va a votare, ci sarà il tempo e il modo per trovare il miglior candidato possibile. Grazie Giovanni Donzelli. Responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia per appunto il partito meloniano, ospite appunto qui a Treviso. Fra poco inizierà questo incontro sotto la loggia dei Cavalieri. Per il momento è tutto, Marta. Con Tommaso Migot ti restituisco la linea. Grazie allora Christian Arboit. Noi quindi continuiamo con la politica e vediamo dunque che cosa è accaduto oggi con la bocciatura in Senato dell'emendamento presentato dalla Lega. Bocciato in Commissione Affari Costituzionali al Senato l'emendamento della Lega sul terzo mandato dei governatori, solo 5 i voti a favore. Insieme al Carroccio hanno votato anche i rappresentanti di Italia Viva e del gruppo delle Autonomie. 15 i voti contrari, astenuti il presidente della Commissione Balboni e Matera, entrambi di Fratelli d'Italia. Contrari i voti degli altri esponenti del centrodestra e delle opposizioni. Una decisione che non arriva a sorpresa, viste le dichiarazioni dei partiti della maggioranza negli ultimi giorni, e che pone la pietra tombale anche sull'ultima flebile ipotesi di un ulteriore mandato che sarebbe in realtà il quarto per il presidente della Regione Veneto. Lapidario il commento del diretto interessato. L'ho già detto con serenità martedì scorso, dichiara Luca Zaia. Per me la partita sul terzo mandato era chiusa, non ero minimamente a conoscenza della presentazione dell'ennesimo emendamento, la legge è chiara e le leggi vanno rispettate, conclude. Amarezza tra i leghisti per la bocciatura per la quinta volta della proposta. Di occasione persa, parla il segretario della Liga e vice di Salvini Alberto Stefani, punta il dito contro gli alleati il suo vice Riccardo Barbisan. La Lega ha fatto bene a presentare questo emendamento perché c'era stato anche sollecitato da parte degli alleati che oggi si sono presi la responsabilità di bocciarlo dopo averlo chiesto, e quindi dimostrare davanti ai veneti e agli italiani chi voleva una cosa a parole e chi la voleva veramente. Ed ora nel centrodestra si apre quella che si annuncia una vera e propria battaglia all'ultimo sangue per la scelta del candidato presidente. Un candidato leghista, crediamo che ci sia il tempo ancora per far prevalere questa opzione al tavolo del centrodestra. Se no andate in solitaria. Se no, come abbiamo già detto, valuteremo ogni possibilità e anche quella di correre da soli. Rincara la dose il presidente dell'intergruppo Lega Veneta in Consiglio regionale. È arrivato il momento di mettere assieme tutte le nuove risorse, i giovani che sicuramente non ci mancano, insieme agli amministratori di esperienza, per difendere quella che è la nostra linea del Piave. No convinto da Forza Italia, che ha sempre ribadito a tutti i livelli la propria contrarietà all'innalzamento del tetto. Ci sono dei grandi temi che sono le risposte che si aspettano i cittadini, le cittadine, gli imprenditori del nostro Veneto. E adesso speriamo che si cominci a parlare di questo, che poi è la parte più importante rispetto alla prossima sfida elettorale. È l'ora della responsabilità delle forze di centrodestra, secondo l'UDC. Serve un passo avanti collettivo, non prove di forza individuali. Bisogna scegliere presto un candidato presidente e aprire un confronto sui contenuti. Non si vince coi tatticismi. Soddisfazione per la bocciatura della proposta leghista dall'opposizione. La partita era già chiusa. Poco serio continuare questa commedia per cercare in ogni modo di salvare Zaia, sottolinea il segretario veneto del PD Andrea Martella. È una commedia che è durata perfino troppo tempo, poco rispettosa dei problemi reali dei cittadini, una lotta di potere all'interno del centrodestra che è andata a finire male. Ora si fissi la data delle elezioni al più presto e si ridia la parola ai cittadini. E da oggi in conferenza delle regioni è tornata l'ipotesi di rinviare la data dell'appuntamento elettorale dopo una lettera scritta al presidente Fedriga dal governatore della Campania Vincenzo De Luca.
Chiusa definitivamente con la bocciatura al Senato la partita del terzo mandato, potrebbe ora riaprirsi quella del rinvio della data del voto per le 5 regioni che andranno alle urne nel 2025, oltre al Veneto, Campania, Marche, Puglia e Toscana. A sollevare la questione il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, che in una lettera al presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, lo ha sollecitato a chiedere un breve rinvio della scadenza elettorale per evitare il rischio del bilancio provvisorio per i presidenti delle regioni rinnovati proprio a ridosso della scadenza finanziaria. Queste regioni infatti votarono nell'autunno del 2020 poiché l'appuntamento primaverile fu rinviato a causa del Covid. Il problema quindi, se non affrontato, si ripeterà nuovamente tra 5 anni, ma non tutti i presidenti sono d'accordo. Contrario il toscano Eugenio Giani, che ha annunciato la firma del decreto per il voto il 12 o il 19 ottobre. Dal canto suo il presidente della Conferenza delle Regioni, Fedriga, si farà portavoce con il governo delle diverse sensibilità emerse nel corso della seduta straordinaria di oggi in merito proprio all'ipotesi di uno slittamento delle regionali. Questa lettera inviata da Regione Campania è ben antecedente non alla votazione ma alla presentazione dell'emendamento stesso, quindi non c'entra assolutamente nulla. E devo dire che in modo responsabile il Presidente De Luca ha voluto evidenziare un problema che c'è, e anzi sarebbe irresponsabile non farlo e non dirlo. Penso che su questo insomma ci sarà un confronto con il governo dove racconterò sia le posizioni di chi è contrario a prescindere sia chi invece solleva queste criticità. Vediamo insomma se si può trovare una soluzione per non far andare le regioni in bilancio provvisorio. Chiudiamo questa ampia pagina dedicata alla politica, parliamo ora dell'ondata di caldo che sta interessando anche la provincia di Treviso, caldo torrido con record di malori soprattutto tra le persone anziane, sono già 70 coloro che si sono recati ai pronto soccorso della provincia per il caldo. Quest'anno il caldo è iniziato prima e difatti abbiamo un numero molto importante di persone che accedono al pronto soccorso disidratate, over 75-80 ne abbiamo avuti nel giro di 3 giorni una 60-70 nei nostri vari pronti soccorsi. Crescono in tutta Italia gli accessi al pronto soccorso per il caldo, la colonnina tocca ormai 34 gradi costanti e l'umidità viaggia sempre sopra il 65-70%, un mix letale per chi deve difendersi, giovane o anziano che sia. Per la cronaca, la zona più bollente del Veneto è quella di Rovigo, che ha superato i 37 gradi. I consigli restano sempre gli stessi: non uscire nelle ore più calde e idratarsi costantemente. Poi portarsi sempre una bottiglietta d'acqua per idratarsi, chiaramente, e coprire il capo, quindi quando si esce, se si deve uscire, fare questo. Possibilmente, l'altra cosa importante, ma su questo siamo in relazione con i comuni, avere il condizionamento. Le persone che vivono da sole possono richiedere a noi, ma anche ai comuni, la possibilità di poter essere aiutati dal punto di vista di avere un pinguino o qualcosa, perché chiaramente il condizionamento aiuta a decantare anche il calore del corpo e quindi una persona ha uno stato di benessere migliore. Bisogna bere almeno 2,5 litri al giorno d'acqua, perché l'idratazione porta evidentemente ad evitare le crisi lipotimiche, cioè le cadute e la sudorazione eccessiva. Sintomi del calore che negli anziani, naturalmente, magari già affetti da altre patologie, prendono sviluppi che possono anche diventare gravi. Che spesso queste persone che tendono a essere magari con la pressione alta, con i primi caldi, specialmente se sono così abbastanza violenti e improvvisi, possono avere delle riduzioni importanti anche della pressione, magari in concomitanza dei trattamenti usuali, e questo porta ovviamente a una riduzione della loro capacità di stare in piedi, perché arriva meno sangue al cervello, per semplificare, ecco, magari nel momento del passaggio da distesi o seduti in piedi, e questo può comportare delle conseguenze anche gravi, come ad esempio le cosiddette sincopi, cioè quindi una perdita di coscienza improvvisa, con potenzialmente anche dei traumi. Queste persone magari hanno anche a bordo dei farmaci che facilitano il flusso del sangue, tipo gli anticoagulanti, e quindi i traumi possono essere molto più gravi perché si associano magari delle emorragie anche pericolose per la vita.
Persone che soffrono molto il caldo tendono poi a rimanere in casa, quindi la qualità della vita potrebbe impattare in modo notevole durante l'estate, ma anche i giovani non sono esenti dai colpi di calore. Non dimentichiamo che anche i più piccoli, i più giovani hanno di questi problemi, perché magari vanno al Grest, magari vanno in giro a fare tutte queste attività sportive tipiche a cui li mandiamo d'estate e magari stanno sto sole ore, corrono, saltano, ballano e sono distrutti dopo, quindi bisogna stare attenti che anche i giovani soffrono di queste cose qua, non è solo le persone anziane, ecco. E proprio oggi è stato presentato in Restera, al centro anziani, il servizio che il Comune di Treviso ha dedicato all'emergenza caldo per coloro che restano in città. Attività coordinate dalla Croce Rossa con socialità per non rimanere soli. Chi vince? Lei? Oggi va così. Presentato il piano per un'estate al fresco al centro anziani La Restera di Fiera Selvana per gli ospiti diurni che arriveranno dal 1 luglio al 30 agosto e che avranno la possibilità di stare un po' al fresco, socializzare, fare qualche attività in totale sicurezza, scortati anche dai volontari della Croce Rossa. Il presidente Giovanni Portello, da 23 anni al centro, spiega le modalità dell'accoglienza. Con la Croce Rossa quest'anno abbiamo intenzione di promuovere qualche gioco da tavolo e speriamo anche qualche uscita se il tempo ce lo permette. L'anno scorso sono venuti circa 20-22 persone, l'anno prima una quarantina, dipende se vanno in ferie con i familiari oppure da soli o se no vengono qui, insomma. Molti sono abitué e tornano ogni estate perché si trovano bene, il clima è sereno e tranquillo e tutti lavorano per dare a chi verrà ogni supporto, dai volantini contro le truffe alle opportunità offerte dall'amministrazione. Al centro anziani anche uno spazio per le bocce, un giardino amplissimo, una sala lettura e volendo anche il fresco del lungo fiume, lì a 2 passi. Il signor Armando con i suoi 93 anni è il più anziano, mentre la signora Mirella darà una mano a tutti. Proviamo ad umanizzare quella che è la parte dell'età che avanza e quindi tramite questo pulmino abbiamo la possibilità di arrivare in questo posto che ci ospita e passare qualche ora in compagnia. Questi nostri diversamente giovani avranno la possibilità di prenotarsi il loro viaggio, quindi loro verranno accompagnati, presi dal nostro pulmino, accompagnati qui, fatte le loro attività e poi riportati a casa, tutto questo dalle 3 fino alle 7 la sera. 6 volontari della Croce Rossa che garantiranno umanità e ascolto e anche attività inconsuete. Che le attività che faranno un po' saranno canalizzate da noi, ma un po' sono anche quelle che ci suggeriranno loro, perché no? C'è qualcuno che ci ha già detto ma io voglio ballare, bene, io non sono in grado di ballare come presidente, però magari potrebbe far ballare tutti noi. Un impegno per l'amministrazione che resta aperto anche a chi non è ancora iscritto. Le iscrizioni sono aperte, c'è un numero di cellulare attivo tutti i giorni dove risponde la Croce Rossa di Treviso. Raccolgono le iscrizioni e quindi anche i nominativi per poi organizzare i trasporti, ognuno trova il suo spazio e poi insieme magari si condivide una merenda, un caffè, un tè e si sta insieme un pomeriggio al fresco e poi si torna a casa carichi i volontari ma carichi anche i nostri anziani perché non sono rimasti soli. E per la merenda ci aspetta l'impeccabile signora Mirella. Bene, così come preparato? La cronaca: perde il controllo dell'auto e finisce contro una siepe. L'incidente questa mattina alle 11 in via Spigariola a Treviso. Alla guida dell'auto una donna di 75 anni che è rimasta intrappolata tra le lamiere ed è stata estratta dal personale dei Vigili del Fuoco che successivamente l'hanno affidata al personale del SUEM 118. L'anziana è stata trasportata all'ospedale Cafoncello per accertamenti sul posto. La polizia locale di Treviso. Non teniamo il fondo cassa, consiglio per i ladri, andate più avanti. E questo è il cartello che è spuntato in un negozio storico della città dopo la spaccata all'osteria Esperia. Siamo vicino alla loggia dei Cavalieri. Ho scritto non teniamo il fondo cassa perché ho visto che il ristorante qui vicino a me
e hanno fatto un danno notevole per rubare 100-150 euro. Allora ho messo fuori quel cartello, visto che... Corrono ai ripari anche così, con un semplice cartello, i commercianti nel salotto buono della città dopo la spaccata ai danni dell'Osteria Esperia in piazzetta Crispi a ridosso della Loggia dei Cavalieri. Paolo Brisolin è lo storico titolare del negozio di articoli elettrici all'angolo e più chiaro di così non poteva essere. Non teniamo il fondo cassa, consiglio per i ladri, andate più avanti. Quindi lei avvisa così i ladri, non teniamo il fondo cassa? Ho scritto anche, esatto, anche ai ladri di andare un po' più avanti. A dove? Più avanti, sono stato a mandarmi massa, più avanti, che non vengono da me, insomma. Intanto, pochi metri più in là, all'Esperia, la situazione è ritornata alla normalità con la titolare che in tempi record ha già provveduto alla sostituzione della porta d'ingresso che nella notte tra lunedì e martedì è stata letteralmente sfondata con questo tombino di ghisa. Anche perché comunque il vetro è un vetro antisfondamento, un 5 mm, quindi comunque non si rompe facilmente, quindi insomma è stata usata parecchia violenza. Quindi più di una persona sicuramente? Sì, sicuramente più di uno, sì. Una volta all'interno i ladri hanno fatto man bassa, 0 remore per un blitz che sarebbe durato qualche minuto. Hanno prelevato il fondo cassa, più o meno 200 euro, e un computer, il POS, una bottiglia e uno zainetto di un dipendente che era nello spogliatoio al piano superiore con insomma, i vestiti del dipendente. Immediata la denuncia ai carabinieri, si cercano dettagli utili dalle telecamere del centro, anche se nessun occhio elettronico sarebbe puntato su questo angolo di città. La stessa Lo Schiavone sta pensando di dotarsi di videosorveglianza interna, finora non ce n'era stato il bisogno. In 16 anni di attività è la prima volta che capita all'Esperia mai un furto né un atto vandalico. E adesso? E adesso siamo un po' più preoccupati. Perché comunque non si è, insomma, quando si verifica poi una cosa per la prima volta desta preoccupazione. Aggressione sciocca ai danni di una settantenne in via Salsa a Treviso, parla una vicina di casa. Abbiamo paura, troppi vandalismi e sporcizia. Il suo racconto denuncia. Il caso di sabato notte è così cruento, non è mai accaduto, però qui è diventato un quartiere davvero pericoloso. Attaccano le macchine, spaccano i vetri. Insomma, passano dei personaggi che non sono assolutamente attendibili, secondo me, e anche secondo tutti gli abitanti del quartiere. È un caso estremo, ma non isolato, l'aggressione nel fine settimana scorso di Antonio, il settantenne mandato all'ospedale con una mandibola fratturata e 2 denti saltati da un giovane uomo, probabilmente straniero, sorpreso mentre stava scassinando l'auto della moglie. Anche per questo si fa fatica a parlare in questo angolo di via Salsa, area che riferisce chi ci abita da una vita sta cambiando pelle. Lo stesso condominio, teatro dell'aggressione, è finito nel mirino dei ladri più volte. 2 anni fa, in occasione della ristrutturazione del condominio, non si sa dove chi abbia avuto modo di fare delle soffiate di un certo tipo, fatto sta che sono entrati proprio in casa. Nel mio caso mi hanno portato via tutto, mi hanno rovesciato la casa e so di altri 2 appartamenti nel mio stesso condominio. A non aiutare il fatto che tante case e appartamenti siano abitati da anziani, spesso donne sole, ma il degrado, racconta questa residente, riguarda in particolare la zona di Piazza Martiri di Belfiore. C'è tanta paura sinceramente, perché abbiamo i nostri figli che magari tornano a casa tardi o noi stessi che abbiamo voglia di uscire la sera, ma ritornare a casa fa veramente paura. Non ci sono telecamere, non ci sono ronde, soprattutto la sera c'è molta sporcizia. Attorno a tutte le panchine, vetri rotti, bottiglie, cicche di sigaretta, situazioni veramente brutte. Si passa e si va via. Vengono dei turisti, vengono a trovarci degli amici. Che cosa trovano? Sporcizia. La
La cronaca giudiziaria, ora nuova udienza oggi per il processo per la morte di Margherita Ceschin, la 72enne uccisa a Conegliano nel giugno di 2 anni fa, chiamata a deporre Maria Concetta Piras, la moglie di Sergio Lorenzo, uno degli imputati. La donna ha anche tracciato un profilo del cognato definito un manipolatore e un padre padrone. Piras ha detto che il marito le avrebbe confessato di dover andare via per proteggere il fratello Joel, che le disse aveva combinato un casino. Durante l'udienza il pubblico ministero Michele Permunian ha preceduto anche ad un sequestro lampo del cellulare in uso a Enzo Lorenzoni, il marito di Margherita Ceschin, per dialogare con i suoi avvocati. Il 14 luglio prossimo il processo proseguirà con l'esame degli imputati. Ed ora ci fermiamo per qualche istante di pubblicità. Linea alla regia. A tra poco. Eccoci di nuovo in diretta, apriamo una parentesi ora sulla cronaca veneziana perché quella di oggi è stata la prima giornata in laguna in attesa del grande evento dell'anno, il matrimonio di Jeff Bezos. In Piazza San Marco ancora teatro di proteste dei contrari e imponente lo schieramento di forze dell'ordine. Vediamo. Due fronti diametralmente opposti si sono mossi oggi a Venezia in attesa del primo grande evento della sera con la prima festa dei promessi sposi Jeff Bezos e Lauren Sanchez. A Venezia in Marittima hanno attraccato già da alcune ore 2 grandi jet, mentre l'imbarcadero privato dell'Hotel Amman, dove alloggeranno gli sposi, è stato potenziato e coperto dalle tende per schermare la vista anche ai paparazzi. All'Arsenale, dove si terrà la festa, e anche all'isola di San Giorgio Maggiore, dove si dovrebbe tenere venerdì la cerimonia nuziale finta, si entra solo attraverso dei metal detector, come in aeroporto. In Piazza San Marco la giornata scorre apparentemente normale tra tanti turisti, con però una maggiore presenza di forze dell'ordine, anche se discreta, sia in divisa che in borghese, ma i commercianti di Piazza San Marco plaudono all'evento che porta risorse alla città, dicono, in una stagione già partita a rilento. Resto allibito da queste polemiche perché insomma questa città qua anzi ha bisogno di queste persone qua, ha bisogno che della gente di un certo peso, di una certa cultura, anche perché Bezos a Venezia ci viene spesso, grazie a Dio, è uno che finanzia molti comitati della cultura qua a Venezia, è una persona che è molto attenta e molto partecipe per la salvaguardia di Venezia, quindi ben venga Bezos. Adesso ha deciso di venirsi a sposare qua, che ci fa molto piacere, come tantissima altra gente che vengono qua a sposarsi, siamo contenti, insomma c'è un indotto importantissimo, quindi sicuramente ci sono delle persone che avranno dei vantaggi economici eccetera. Piazza San Marco è diventata ancora una volta palcoscenico di alcune azioni plateali di protesta. Intorno alle 11 2 attivisti hanno tentato di salire sui pennoni davanti alla Basilica di San Marco nel cuore della piazza, stessa sortita tentata da un altro attivista verso le 13, che poi è stato portato via dopo una decina di minuti a forza dalla polizia. Vorrei che riuscissimo a collaborare, come umanità. È importante collaborare, non distruggerci tra popoli, non ammazzarci tra popoli. Dal pontile CTV di Alto, alcuni promotori del fronte No Bezos hanno lanciato in acqua un fantoccio di Bezos sopra una finta bara e con delle finte banconote, ma la notte è ancora lunga. E Venezia dunque città blindata in queste ore, abbiamo visto il primo evento è previsto questa sera proprio nel chiostro della Madonna dell'Orto. Questa mattina Nicola Marcato è andato a vedere come la città si sta preparando al galà.
È tutto pronto nel chiostro della Chiesa della Madonna dell'Orto, dove si svolgerà il Gran Galà in onore di Jeff Bezos e Lauren Sanchez alla vigilia del loro matrimonio previsto per domani sull'isola di San Giorgio. Il personale del catering è al lavoro senza sosta per gli ultimi preparativi della cerimonia, mentre l'area è sorvegliata dalla polizia locale e da un servizio di sicurezza privata. Bloccheranno tutta la fondamenta perché andranno qui vicino alla Chiesa dei Mercanti nel chiostro e poi nella sala dei mercanti. Sì, siamo super informati. A partire dalle ore 16:30, come indicato in un'ordinanza comunale, sarà interdetto il transito pedonale lungo fondamenta Gasparo Contadini e fondamenta Madonna dell'Orto. L'accesso sarà consentito esclusivamente a residenti, ospiti delle strutture ricettive locali e titolari di attività economiche, previa esibizione di documenti che attestino il diritto al transito. Non ero a conoscenza, non lo so, non ho idea. Io abito qua, quindi io vado su e giù, vengo, mi muovo. Così c'era, questo non sapevo. Così. Vabbè, vediamo cosa succede. La festa vedrà la partecipazione di numerose celebrità, figure di spicco del jet set internazionale e autorità provenienti da tutto il mondo. Per me è solo una bella cosa comunque per Venezia e per il turismo. Io non sono contraria, penso che comunque tra costi e benefici ci sono delle valutazioni da fare. Sono molti gli stranieri che vengono a sposarsi qui in città perché Venezia è unica nel mondo. Siete pronti a dare il benvenuto a Bezos? Ma sì, certo, perché no? Nonostante i disagi per la viabilità, i veneziani sembrano accogliere l'evento con curiosità più che con fastidio. Benvenuto, sì, benvenuto, porta soldi. E una canzoncina gliela dedichiamo? Una canzone a Venezia, l'ultima... Due cuori in una gondola, due cuori in una gondola, sto mar pien de ste, è una che canta e strofe d'amor, guardando una stea, godito in cuor, Venezia te prego, fa il sogno realtà. In tempi di guerre e dazi le imprese venete corrono ai ripari. A Mogliano oggi gli Export Days per le aziende della meccanica supportate da Anima e Confindustria Veneto Est. 400 incontri tra aziende, 32 gli operatori stranieri coinvolti. L'Egitto è un mercato che si sta proponendo in maniera con una crescita importante. L'America Latina sta crescendo, sono magari mercati minori rispetto alle potenzialità che aveva o che ha la Cina, l'America del Nord, però hanno una caratteristica che secondo me è interessante per noi imprese: apprezzano il prodotto italiano. Si cercano e si studiano alternative a Mogliano Veneto, dove in un giorno al Move Hotel si sono registrati ben 400 incontri B2B, ovvero azienda con azienda. L'obiettivo è aprirsi a nuovi mercati in una fase internazionale segnata da 1000 variabili, guerre e dazi su tutto. Da qui la tappa veneta degli Export Days, voluta da Anima, l'associazione di Confindustria che riunisce le realtà della meccanica di precisione, accanto alle Confindustrie territoriali Venis Promex, Regione del Veneto, con Assocamera Estero, ICE, SACE e Simest, una vera e propria task force con la presenza di 32 operatori stranieri suddivisi per continente. Del resto, per il Made in Italy non ci sono alternative all'internazionalizzazione e al supporto degli investimenti. Da Mogliano appello all'esecutivo italiano e all'Europa. Chiediamo una visione a lungo termine che possa supportare le imprese nelle sfide che si trovano ad affrontare, perché la sfida, del contesto geopolitico è quella di oggi, ma non dimentichiamoci che sullo sfondo rimangono le grandi leve poi che sono sfide e opportunità per il futuro, che sono da un lato la digitalizzazione e dall'altro la sostenibilità. A Orsago, ora uscita la classifica di Milano Finanza Banche, leader 2025, prima in Veneto Banca della Marca. Sentiamo.
Il riconoscimento che Milano Finanza ha dato a Banca della Marca è un riconoscimento importante, miglior banca regionale veneta, seconda in Italia. Attenzione alla solidità patrimoniale, capacità di rispondere alle esigenze del territorio, competitività tra gli istituti bancari. Sono solo alcuni dei parametri su cui si è basata l'analisi per la classifica Banche Leader 2025 di Milano Finanza, che ha analizzato e messo a confronto i bilanci delle diverse banche e gruppi bancari, e Banca della Marca è stata riconosciuta come la migliore in Veneto. La capacità della banca di coniugare patrimonio e margini. Oggi Banca della Marca ha circa 400 milioni di patrimonio e questo ovviamente è un risultato importante e che rende tranquilli, sicuri anche i nostri clienti, i nostri soci, le nostre famiglie. Questioni geopolitiche e oscillazioni dei mercati gettano un po' di incertezza sul futuro, ma questo nei primi mesi del 2025 non ha scoraggiato imprenditori e famiglie. Siamo su un territorio fortunato perché questi primi 6 mesi di fatto, per quanto riguarda Banca della Marca, pertanto rispecchiamo quello che il territorio dà, sono in linea con il 2024, i numeri ci sono, le famiglie continuano a risparmiare, famiglie anche imprese, abbiamo circa 100 milioni di raccolta in più rispetto al 31 dicembre 2024. Quello che emerge è una forte capacità di adattamento e resilienza. È un riconoscimento che dobbiamo condividere con tutti gli attori e parlo in particolare di famiglie, imprese, territorio, perché solo su un territorio sano, con famiglie e imprenditori col DNA corretto, si riescono a fare i risultati che ha fatto Banca della Marca. Ed ora siamo alla pagina dello sport, nuova stagione, investimenti, occhio al bilancio e il palazzetto. Il presidente del consorzio Treviso Basket, Marco Fabbrini, parla della società che dopo l'addio di Frank Vitucci e l'avvento in panchina di Alessandro Rossi volta pagina e per la prossima stagione si dà un primo obiettivo. Diciamo che l'obiettivo è quello di riconquistare la fiducia ai tifosi, che è stata un po' persa nelle ultime 2 stagioni, andare in campo con la massima voglia, cazzimma, come direbbe il nostro nuovo allenatore, e un po' questo, insomma, far vedere ai tifosi che abbiamo voglia di lottare. È un universo basket che ha cercato anche forse nuovi investitori o comunque qual è la situazione? C'è stata una manifestazione di interesse, noi siamo aperti a qualsiasi investitore, imprenditore che abbia voglia di apportare nuove risorse, perché con nuove risorse potremo avere ambizioni migliori nel campionato. Però siete una delle poche società col pareggio di bilancio, questo ci teneva a sottolinearlo. Assolutamente sì, è stato uno degli obiettivi dall'inizio, quello di non dover ogni anno ricapitalizzare. Non faremo mai voli pindarici perché alla fine dell'anno dobbiamo essere comunque seri. La questione palazzetto come? Palazzetto è una cosa che abbiamo discusso. Sappiamo che ci sono Imoco Volley che è interessata, noi potremmo essere interessati ugualmente, ma ad oggi non c'è nessuna trattativa. Ed ora spazio alle notizie da Belluno e provincia. Era stata annunciata l'ondata di maltempo che si sarebbe potuta abbattere sulla nostra regione nella notte, in particolare nell'area montana, ed è in corso in questi minuti un forte temporale sulle Dolomiti bellunesi, a Borca di Cadore, dove nella notte fra il 15 e il 16 giugno scorsi era precipitata a valle un'enorme frana. È stata chiusa poco fa la statale 51 di Alemagna. Poco fa è suonata anche la sirena dell'allarme frana. Tutte le auto in transito sono state fermate. Sul posto ci sono anche i vigili del fuoco per gli accertamenti. Naturalmente vi forniremo ulteriori dettagli nel corso di questa o delle prossime edizioni dei nostri telegiornali.
Sono ancora senza una collocazione i 720 agenti di polizia che dovranno garantire la sicurezza durante l'evento olimpico di Milano Cortina 2026, numero notevolmente ridimensionato rispetto agli oltre 1.100 inizialmente previsti e per i quali si sta ancora cercando una soluzione alloggiativa. Aperta oggi la gara europea appaltata dalla provincia. Siamo fiduciosi nella partecipazione, commenta il prefetto di Belluno, Antonello Rocco Bertone, consapevole che le due precedenti manifestazioni di interesse sono andate deserte. La base d'asta della gara, che scadrà il prossimo 28 luglio, vale oltre 10 milioni di euro, pari a più di 330 euro a notte per singola camera per la durata prevista di 55 giorni. Ormai è diventato un problema sempre in primo piano quando si parla delle terre alte, stiamo parlando dello spopolamento della montagna, tema che è stato al centro di un convegno a Palazzo Crepadona. Le aree montane risentono più di altre dei fenomeni di invecchiamento della popolazione e di evoluzione della struttura familiare. Tuttavia in queste aree, più che in altre, si deve fare i conti con lo spopolamento e con le caratteristiche del territorio. Non possiamo rimanere fermi, non possiamo però governare alcune dinamiche che sono troppo lunghe nel tempo, per esempio lo spopolamento, il calo demografico è un transatlantico che non riusciremo a muovere nei prossimi 10 anni, per cui dobbiamo cercare di agire su quello che abbiamo in termini di risorse umane e materiali e lì provare a cambiare alcune cose. Nella pubblica amministrazione, che notoriamente è un settore un pochino fermo, questo bisogno di innovazione è ancora più spinto. La situazione è tale che lo sviluppo ne risente nel presente come in prospettiva, anche per la mancanza di elementi attrattivi. Abbiamo bisogno di fare in modo che chi viene a lavorare nel nostro territorio, non solamente per gli aspetti turistici, abbia la possibilità di trovare alloggio e di restare nel territorio. Nel medio e lungo periodo il territorio provinciale andrà in crisi per quanto riguarda il livello occupazionale. Stessa cosa vale per favorire il ritorno di quelli che sono i nostri giovani, che giustamente fanno delle esperienze di lavoro all'estero, ma devono avere le condizioni per tornare a lavorare qui e portare il loro arricchimento. Le nuove tecnologie e i nuovi metodi di governance aprono nuovi orizzonti. Saperli utilizzare potrebbe dare prospettive migliori alle terre alte di domani. Noi riteniamo che le attuali unioni montane devono essere riviste, accorpate, rese appetibili e attraenti anche per chi deve venire a lavorare all'interno della pubblica amministrazione e garantire maggiori servizi. Abbiamo provato a portare innovazioni in termini di fusioni, ma capiamo che questo territorio è particolarmente sensibile alla propria identità e quindi non possiamo forzare la mano sulle fusioni, ma le aggregazioni sì, quindi le unioni montane che possono essere motori di sviluppo e di pensiero su area vasta. Questa potrebbe essere la vera innovazione dal punto di vista del governo del territorio. Non è solo un filtro, è il titolo della nuova campagna educativa contro l'abuso di sostanze alla guida, presentata oggi a Belluno da Comune, Prefettura, Forze dell'Ordine, Serde, Ufficio Scolastico Provinciale. L'ennesima dimostrazione dell'attività di collaborazione che c'è tra le forze dell'ordine e le polizie locali per prevenire, educare, sensibilizzare e reprimere nello specifico le violazioni della guida in stato di ebbrezza alcolica o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. È la prima causa di morte nella fascia d'età che va dai 18 ai 29 anni. La piaga degli incidenti alla guida, le cui cause sovente sono da imputare all'assunzione di sostanze stupefacenti, è un fenomeno complesso e radicato in un territorio in cui l'alterazione assume dei connotati perfino culturali. Il cambio di marcia deve partire dai giovani ed è su questa base che il Comune di Belluno inaugura il progetto educativo Non è solo un filtro, dove la metafora della distorsione fotografica utilizzata tipicamente sui social si scontra con le tragiche conseguenze che la guida sotto effetto di sostanze può provocare. 350.000 euro il fondo erogato dal Ministero degli Interni da tradurre in incontri nelle scuole e nei luoghi di ritrovo, nella fissione di materiale informativo, nell'acquisto di un simulatore di guida in stato alterato con visori ottici, oltre che nel rafforzamento dei controlli coordinati delle forze dell'ordine
sul territorio. È una pluralità di azioni che abbiamo messo in campo per formare, per informare, per rendere i cittadini, soprattutto quelli più giovani, consapevoli e far assumere in capo a loro quel senso di responsabilità e per sé e per gli altri che è fondamentale soprattutto per chi si mette alla guida. L'idea di fondo è che questo progetto possa essere la rappresentazione plastica di come si dovrebbe fare la prevenzione, mettendo insieme le azioni di contrasto, le azioni normative, le azioni sanzionatorie, le azioni informative con la formazione, con la presenza nei luoghi dell'intrattenimento, del divertimento. Perché la minaccia repressiva non produce effetti concreti nel lungo periodo, come neppure l'informazione sterile. È attraverso l'educazione sul perché dell'istituzione di proibizioni e divieti che si fonda il cambio di passo necessario a proteggere e tutelare l'incolumità propria e quella altrui. È importante che i ragazzi capiscano che seguire le regole non significa seguire delle imposizioni di qualcun altro, ma trovare di per sé le proprie regole per vivere bene, per vivere meglio, per rispettare se stessi e gli altri. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata. Subito dopo la sigla il meteo con le previsioni del tempo. Arrivederci.